Ciao ragazzi, vi faccio una domanda. Perché piace tanto la Lessinia? Beh, la risposta sembra scontata: per l'amenità dei paesaggi, oppure per la bontà dei prodotti tipici, vedi i gnocchi sbattuti o i formaggi di malga, oppure per la grande ricchezza della cultura popolare che caratterizza fortemente questa terra. Ma c'è un altro aspetto, meno evidente forse, più silenzioso, ma altrettanto e straordinariamente importante. Tanti la definiscono resilienza, ovvero la capacità dei residenti, in questo caso della Lessinia, di adattarsi alle difficoltà che innegabilmente ci sono in territori come questi, facendole anche diventare un'opportunità, come hanno fatto Clara e suo marito Erminio con questo vecchio casolare. Cos'era questa casa prima di diventare quello che è diventato? Allora, qui c'era una stalla, una piccola stalla che veniva utilizzata dalla famiglia di mio marito da veramente tanti anni come ricovero del bestiame. Per cui era una piccola stalla, una piccola malga, da qua il nome anche. Abbiamo scelto Malga perché appunto di Malga si trattava e Zebari che è il nome della contrada più vicino. Quando è scoccata la scintilla che vi ha fatto dire cambiamo, facciamolo diventare qualcosa? Allora, in realtà l'idea è maturata un po' con gli anni, con il tempo. L'intenzione di provare a fare qualcosa sul nostro territorio, nella nostra realtà, insomma, è cresciuta pian pianino. Poi sono arrivati i bambini e insomma per motivi, io avevo un lavoro a tempo indeterminato, tra l'altro lavoravo, e quindi per poter gestire bene la famiglia e anche l'attività ho scelto io di lasciare il mio lavoro e di intraprendere questa strada. E questo ci è presentato come un'opportunità, abbiamo avuto l'idea appunto di creare qualcosa, una struttura ricettiva qui e siamo partiti, forse un po' incoscienti, un po' così abbiamo azzardato un po', ma insomma soddisfatti. Clara ed Erminio avrebbero potuto fare quello che volevano con questo casolare, lasciarlo lì al destino del tempo, aprire un ristorante, un albergo. Hanno scelto l'accoglienza, l'ospitalità, ma in una forma molto particolare. Veniamo entrambi da famiglie contadine, quindi le nostre radici sono veramente ben salde in questo territorio. Perché proprio una country house? Ma perché dà il senso proprio del contatto con la terra, per cui la possibilità, gli ospiti che vengono qui hanno la possibilità di stare proprio nella natura, per cui di fare una passeggiata nel bosco qui dietro, piuttosto che sdraiarsi nel prato e giocare. I bambini possono giocare all'aria aperta come si faceva una volta. Cosa vuol dire country house? Quali sono le peculiarità di una struttura così? Ma allora la caratteristica principale, quella che più balza all'occhio, è il fatto di essere inserita in un ambiente rurale con del verde attorno, per cui una realtà molto tranquilla e rilassante sicuramente. È una struttura ricettiva, non di grandi numeri, quindi mantiene insomma comunque sempre la tranquillità. Si può avere una cucina, quindi preparare i dolci fatti in casa e anche le cene, per cui permettere un soggiorno prolungato agli ospiti. E poi c'è la Lessinia da assaporare, perché la Lessinia va ammirata, va ascoltata, ma va anche assaporata. E Clara ha deciso di farlo, a modo suo. La parte importante è questa e in cui noi crediamo molto, il fatto di far rete con le varie aziende che ci sono sul territorio, anche le altre strutture, ma e anche le piccole aziende. Per cui noi cerchiamo di proporre i prodotti della nostra terra, i prodotti della Lessinia e quindi ci spostiamo per prendere
per esempio la frutta di stagione, piuttosto che gli yogurt prodotti nelle aziende agricole, il burro, i formaggi, e cerchiamo appunto di sostenerci in questo senso, perché anche questo è un modo che abbiamo per raccontare la nostra terra attraverso il gusto, che viene sempre molto apprezzato, e spesso poi i clienti cercano questi piccoli produttori e vanno ad acquistare le loro delizie. Alessio? Gianni? Eccoli qua. Eccolo qua Gianni. Stiamo arrivando, abbiamo appena raccolto. Guarda che spettacolo. Eccole qua. Nere, belle, a posto. E cosa vorresti che si portasse via chi viene qui invece? Ma vorrei che si portasse via un po', oltre alla tranquillità, le notti di cielo stellato, anche un po' della nostra storia, sentirsi un po' parte un po' della nostra famiglia, non solo un passaggio così che non lascia nulla, ma che rimanga un ricordo, un po' il profumo di questa terra. Una cosa bella è che vedo quanto apprezzano gli ospiti il fatto che ci si possa fermare a raccontare qualcosa, a raccontare chi eravamo, cosa si faceva, e il complimento forse più bello che mi sento dire è ci siamo sentiti a casa, è come essere stati a casa. Questa è la soddisfazione più grande per noi. La Lessinia ha bisogno di questo? Certo, la Lessinia ha bisogno di questo, ha bisogno che sappiamo valorizzare il nostro territorio, quello che può offrire, ma anche la nostra storia, perché un territorio senza storia rimane un territorio spento, insomma. Invece è proprio il valore aggiunto è il fatto di sentirsi parte, veramente di sentire le radici ben profonde, ben attaccate a questa terra, e sapersi raccontare. Speriamo che anche i nostri figli possano apprezzare quello che stiamo facendo, quello che stiamo cercando di creare, ma di trasmettere loro soprattutto. Poi chissà se porteranno avanti o meno, saranno loro a decidere, ma insomma l'amore per la nostra terra credo e spero di riuscire a trasmetterlo.